le finì il Giro d'Italia. Se ricordo un che era passando in che anche de Paderna d'Unian, se non la videl, insieme a tanta gente, chi si ricorda, se non alla Battilocca, vide che passava, perché erano passate, finì a Milano, invece quest'anno le finì a Verona, con il Matteo Sobrero italiano che ha vinto l'ultima tappa a cronometro. Ieri era sta Alessandro Covi che ha vinto la tappa dolomitica al Passo Fedaia dopo che le scappa in sul Pordogne de Perlù, e però il Giro l'ha vinto Jai Hindley, questo shurki, sto figlio australiano, per la prima volta un australiano sul podio della maglia rosa. Si era conquistato staccando ieri Riccardo Carapaz, ed è stato anche il giorno in cui Vincenzo Nibali ha diciamo confermato per il momento che lascerà le gare. Ci sono i suoi tifosi che gli chiedono di restare. In ogni caso Vincenzo è stato un atleta che ha dato certamente tanto al ciclismo, allo sport italiano. Dunque che fa i miei auguri sia al Vincenzo che al Jai, che a Riccardo, Alessandro, Matteo, tutti quei che cur e a quei che piace il ciclismo. Ciao ciao!